Neppure l'atmosfera del derby è riuscita a risvegliare la sopita passione dei materani. In questa chiave va letta questa gara, visto che dal punto di vista tecnico ha detto veramente poco. Il forte vento di tramontana ha fatto saltare schemi di gioco ed eleganza nel palleggio e risultava già difficile controllare la sfera in qualche modo. Questa però può essere un attenuante, ma non può giustificare del tutto l'opaca prestazione della compagine materana, cui è mancato prima di tutto il carattere. Il Potenza, diciamolo chiaramente, ha giocato meno peggio. È stato fortunato ad approfittare della corta respinta di Casiraghi e a passare in vantaggio nel primo tempo. Per il resto della gara, infatti, gli ospiti non hanno fatto certo vedere grandi cose. Si sono limitati a controllare i tentativi di affondo dei materani che, per la verità, non sono stati irresistibili. In 2 o 3 occasioni anche il portiere del Potenza, Strino, è stato costretto a respingere corto con i pugni. È accaduto nel secondo tempo, quando il vento spirava alle spalle dei materani, ma nessuno dei biancazzurri è stato lesso ad approfittarne, come invece ha saputo fare Magni dopo 17 minuti di gioco. Il Potenza ha evidenziato un gioco deciso, al limite del regolamento e anche oltre. Qualche fallo di troppo, anche cattivo da parte dei rossoblù, per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, ma sul piano del gioco non è stato in grado di legittimare la rete di vantaggio. È stato proprio il Potenza, schieratosi nel primo tempo in favore di Vento, ad avvicinarsi per primo a Casiraghi con un tiro da lontano di Catalano che il portiere materano devia in angolo. 2 minuti dopo è Tomba che scende bene sulla sinistra, si libera di 2 avversari e mette al centro un pallone sul quale arriva in ritardo Lupini. Il Potenza ha capito che è utile tentare con i tiri da lontano. Non ha fortuna Cucurni al 13° che spara alto sulla traversa. Va meglio invece 4 minuti dopo al 17°. Catalano tira da fuori area. Casiraghi non trattiene la sfera che finisce sui piedi di Magni, il quale non ha difficoltà ad infilare la porta vuota. Il Matera reagisce con 2 tiri di De Pasquale fuori dello specchio e con un'occasione mancata da Rossi al 38° che a 2 passi da Strino non aggancia un pallone servito bene da Tomba in rovesciata. Nell'intervallo Giannattasio lascia negli spogliatoi Pavese che nei primi 45 minuti si era visto poco e niente e manda in campo Puleo. Ora sono i materani ad essere spinti dal vento e provano a tirare da fuori area. Al quarto il solito De Pasquale manca lo specchio della porta. 2 minuti dopo lo stopper materano Rossi, solo ad una decina di metri da Strino, alza sulla traversa. Al 14° mischia in area potentina, la palla danza pericolosamente davanti a Strino, ma nessun biancazzurro è pronto a toccare rete. Al 20° un tiro di Cristiano dalla 3/4 schiaffeggia la parte superiore della traversa e si perde sul fondo. Al 27° la più bella azione dei materani, cross di Gambini e girata al volo di testa di Lupini, ma Strino è altrettanto bravo a parare in tuffo. L'ultima emozione a 2 minuti dalla fine, tira Arzeni da lontano e Strino respinge con i pugni, poi tutti negli spogliatoi tra le grida festose dei potentini. I rossoblù si sono schierati con Strino, Adelfio, Rossi, Lodi, Colangelo, De Filippis, Magni, sostituito ad 1 minuto dalla fine da Vergari, Ruffello, Catalano, Cucurnia e Orazzetti, rilevato al 38° del secondo tempo da Bronzini. Giannattasio invece ha mandato in campo Casiraghi, Cristiano, Melis, Gambini, Rossi, De Canio, Lupini, Arzeni, Tomba, Pavese e De Pasquale. Il secondo tempo, come abbiamo detto, è stato disputato da Puleo in sostituzione di Pavese. Ha arbitrato Baroni di Macerata.